Nessun taglio al finanziamento pubblico ai partiti. L'accordo tra PDL, PD e Terzo Polo prevede alcune novità. I bilanci verranno certificati da una società esterna e dovranno essere pubblicati sul web. I conti saranno verificati da un'authority formata da magistrati. Le donazioni superiori ai 5.000 euro dovranno essere rese pubbliche e la tranche da 100 milioni prevista a luglio sarà liquidata a settembre. Troppo poco, almeno per i 20.000 veneti che hanno aderito alla raccolta firme promossa dal gruppo Non te leghe più per una proposta di legge di iniziativa popolare sul contenimento dei costi della politica. Il meccanismo, dicono gli attivisti, è inaffidabile. Anche in precedenza si presupponeva che fosse trasparente, invece così non è stato e così non lo sarà mai sicuramente. Per questo il comitato chiede alle segreterie di rinunciare ai rimborsi elettorali ancora dovuti e i referenti locali dei partiti condividono la rabbia e la delusione dei cittadini. Io sono vicino a quei cittadini che dicono la politica è diventata un mezzo solamente per appropriarsi di soldi e di non risolvere i problemi. Proprio per questo, assicura il leader del Carroccio, la pulizia continuerà. Stiamo cercando, anche in queste ore brutte per noi, di dare un segnale diverso. A mio parere, la pulizia e il rinnovamento all'interno della Lega, che sono necessarie, daranno questa immagine di nuova politica che il cittadino si aspetta. Anche perché la gente, rimarcano in Non te leghe più, davvero non ne può più. Siamo la seconda regione per firme, tanto più che non pensavano che il Veneto facesse un exploit del genere.